Excuse me, sir. Where you from? I'm Sicilian, South Italy. Come ti chiami? Emanuele. Emanuela. Cosa fai in tua vita? E poi l'intervista continua con questo ragazzo siciliano poliglotta che dice di parlare ben 5 lingue differenti, tra cui per l'appunto la lingua siciliana. E di lì i commenti si sono scatenati. Ma che veristi figli buttana? Facciamo un po' di chiarezza. Una lingua, per essere definita tale, deve avere una sua storia, una sua struttura e una letteratura scritta, come infatti il siciliano, mentre un dialetto è una variante di una lingua dominante. E vi dirò di più, il siciliano non è solo una lingua, ma è grazie al siciliano che esiste l'italiano di oggi. Praticamente ora è una bomba atomica. Molti infatti non sanno che nel 1200 Jacopo da Lentini, città dalla quale sto registrando questo video, inventò il sonetto e fu uno dei maggiori esponenti della scuola siciliana. Quest'ultima fu la prima ad utilizzare il volgare invece del latino per comporre poesie, e il volgare non era altro che una derivazione diretta del latino con influenze greche e bizantine, arabe, dal francese antico, catalano. Ed è da questa lingua che Dante assorbì le influenze per la formazione del futuro italiano, e in questo il siciliano fu secondo solamente al toscano. Questo per dire che cosa? Per dire che molti di quei commenti effettivamente sono stati scritti in parte in siciliano, senza nemmeno saperlo. La domanda che quindi sorge spontanea è: perché esiste un gruppo di persone che non vuole riconoscere la paternità del siciliano ai siciliani? Perché esiste un gruppo di persone che non riesce a riconoscere l'identità culturale di un intero popolo? A questa domanda ci sarebbero infinite risposte, per le quali non c'è tempo di parlare nel video, quindi vi lascio ai commenti nel caso in cui voleste partecipare, ma sappiate che qualsiasi commento d'odio verrà prontamente cancellato. Perché ancora state perranno, ve ne voto una revessa a ghianare, che vi faccio stare magari un telefonino da mano, così fate una capriola e tirate direttamente che la faccia sopra il libro e mettete un po' di gnegno. Spero sia chiaro. Un bacio.